Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tutte le notizie delle nostre province. Partiamo da Rossano Veneto, dove c'è stato un colpo di una banda di professionisti nella villa di un notissimo imprenditore, la famiglia Gastaldello. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato con le riprese di Alessandro Costa Curta. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Io mi trovo assieme al proprietario di casa Andrea Gastaldello, che tra l'altro è anche titolare della Villiers Triestina, una delle aziende leader nella produzione di biciclette da corsa. Ci troviamo nella sua abitazione e ci troviamo proprio davanti al punto in cui sono entrati i malviventi. Hai detto bene tu, perché hai parlato di una banda ben organizzata, perché altrimenti non potrebbe essere, visto come hanno proprio organizzato l'intero colpo. Andrea Gastaldello sapevano benissimo come muoversi, sapevano benissimo che lei in casa e nella periferia, nel perimetro, era dotato di un sistema di videosorveglianza di altissimo livello. Perché cosa hanno fatto? Sì, sono riusciti a penetrare attraverso la recinzione che dall'azienda porta alla nostra casa e neutralizzare l'impianto di videosorveglianza e anti-intrusione, e poi sono riusciti attraverso lo scasso di un serramento anti-sfondamento ad entrare in casa. Il fatto che noi eravamo tra l'altro in chiesa ha fatto sì che i nostri cellulari fossero spenti, quindi le notifiche di allarme che erano pervenute non avevamo fatto tempo a vederle, e nel momento in cui siamo rientrati in casa abbiamo poi trovato la sorpresa. Questo è il vetro antisfondamento che non sono riusciti a rompere per entrare, a sfondare, essendo appunto tale. Però cosa hanno fatto? Hanno forzato l'infisso, la parte laterale, e sono entrati lo stesso. Sì, esatto, perché essendo il vetro antisfondamento non sono riusciti a romperlo nella sua interezza, e allora il profilo dove è agganciato il vetro è stato divelto, e allora così hanno trovato il varco per entrare. Penso sicuramente 4-5 persone, perché poi avevano fatto tutti i piani della casa a soqquadro, e quindi erano sicuramente più persone. Qualcuno era sicuramente all'esterno a fare da piantone, quindi una banda benissimo organizzata e che sapeva fare bene il proprio mestiere. Cosa hanno rubato? Hanno rubato soprattutto, cercavano oro o oggetti preziosi, e quindi alcune cose che erano in casa le hanno proprio lasciate perdere. Volevano trovare cose molto facili da monetizzare e da riuscire poi, cose che non abbiano profumo di essere cose riciclate e che si possono subito monetizzare. Anche portato via le videoregistrazioni delle telecamere, quindi conoscevano anche molto bene, anche a livello elettrico e elettronico, cosa sono le attrezzature all'interno della casa, sia a livello di sorveglianza e anti-intrusione. Anche perché ci diceva proprio fuori dalle telecamere che quando siete arrivati non avete neanche potuto aprire il cancello, proprio perché era tutto quanto stato scollegato. Sì, avevano sconnesso le varie connessioni di rete, che ormai ogni casa vive di connessioni per essere poi raggiungibili anche dall'esterno, e avevano ben impostato anche quel tipo di attività per far sì che non fossero rintracciabili mentre stavano facendo il proprio lavoro. E avete denunciato immediatamente ai carabinieri? Sì, abbiamo denunciato il tutto già venerdì sera. Una pattuglia dei carabinieri intervenuta. Il giorno dopo siamo andati in centrale poi a essere più analitici nel descrivere quello che ci avevano portato via, e siamo in attesa adesso di entrare in contatto con la polizia locale qui di Rossano per capire se c'è qualche immagine lungo la strada che può aiutare magari le indagini e capire eventualmente chi o quali macchine, magari con targhe rubate, possano essere state avvistate in quelle ore. Tra l'altro pare abbiano agito in pochissimo tempo. Sì, presumiamo nell'arco di mezz'ora, perché fino alle 9 qui in azienda erano presenti alcuni collaboratori, e noi siamo rientrati a -5 alle 10 di sera, e penso l'imbrunire era dopo le 8, presumiamo che tra le 9 e le 10 abbiano operato in tutte le loro fasi del furto. Si dice che di solito, notoriamente, il periodo invernale tra novembre, dicembre e gennaio è quello più
in cui si verificano più episodi, più furti, però siamo già ad aprile e le cose continuano, soprattutto a Rossano Veneto, in questa parte tra Rossano Veneto e Cassola gli episodi di furti si stanno verificando in maniera costante. Sì, è un dato di fatto che ci siano sempre bande di malviventi che operano nel territorio. C'è da dire che è difficile poi andarli a pescare anche dopo il reato commesso, per il fatto che magari sono anche molto distanti, magari prendono l'autostrada con macchine rubate, è molto difficile trovarli, e poi anche da dire che nel momento in cui si trovano non è così facile anche che rimangano all'interno delle nostre case penitenziarie. E qui si aprirebbe un capitolo ancora più lungo. Direttore, vedi, ecco, questo è quello che resta dopo il colpo avvenuto nell'abitazione dei Gastaldello. Per il momento da Rossano Veneto è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Avanzato. Alessandro Costa-Curta, è la nostra solidarietà per quel che può valere. La solidarietà in queste circostanze, davvero una famiglia duramente colpita perché sono violazioni del privato e sono davvero, non sono soltanto danni materiali, una famiglia importante, quella dei Gastaldello a Rossano Veneto, una banda di grandi professionisti specializzata, una villa super sorvegliata con tutti i sistemi di allarme, la vigilanza non è servito a nulla perché queste sono bande paramilitari, se così possiamo dire. Adesso andiamo ad Albettone perché c'è stato un altro grave fatto di cronaca ai danni dell'ex consigliere regionale Gio Formaggio, tra l'altro a poche ore dal suo passaggio da Fratelli d'Italia a Futuro Nazionale del generale Vannacci. È andato completamente distrutto il magazzino attiguo al suo ristorante. In diretta Daniele Garbina, a te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo che siamo proprio qui a via San Vito a Lovertino, proprio la sede del ristorante La Torre, che è il ristorante di famiglia della famiglia di Gio Formaggio. In questo momento con me, buongiorno. Buongiorno, salve direttore. Eccolo qua. Ovviamente è qui al lavoro in questo momento proprio perché l'incendio è scoppiato in questa parte del ristorante, in magazzini, intorno alla mezzanotte di Pasquetta. Ecco, ci stava raccontando che è stato, per fortuna era chiuso perché non era prevista il servizio come invece era per l'ora di pranzo. Un vicino di casa ha notato del fumo uscire e ha dato immediatamente l'allarme. Ecco, importante che siano intervenuti subito i vigili del fuoco, però stamattina è desolante, non c'è altro, veramente il dispiacere di vedere una situazione. Qual è la situazione, Gio? Beh, la situazione è che ci sono tanti danni, però siamo una famiglia positiva, ripartiamo subito. Infatti siamo stati qua tutta la notte a pulire, a tirare fuori le cose e resta il dispiacere, insomma, perché avevamo tante cene, tanti catering da fare, è andato distrutto in pratica tutto, però già stasera riapriamo il ristorante in qualche modo, da buoni veneti. Ecco, proprio questo reagisce, insomma, da Veneto, ecco, in questo caso. Però anche come lo accennava il direttore prima, questa strana concomitanza anche col suo cambiamento, sappiamo il suo impegno politico, anche l'essere stato a volte in polemica, insomma, come figura abbastanza dirompente, mettiamola così. Pensa che ci sia qualcosa, avete già sospettato sulle possibili cause, qualcosa legato anche al suo passaggio politico? No, assolutamente no, non riguarda niente di tutto ciò. Con i vigili del fuoco, che ritorno a ringraziare, perché se arrivavano 10 minuti dopo non ci sarebbe più niente del ristorante, quindi ringrazio di cuore i vigili del fuoco che hanno fatto un lavoro egregio tutta la notte, sono bravi ragazzi. No, sembra sia partito da un cortocircuito, adesso non si capisce bene se sulla ventola o sul motore, stiamo aspettando i periti per le analisi del caso. È un guasto tecnico e ringrazio anche il vicino di casa che si è accorto della questione, perché altrimenti eravamo già a letto, eccetera, poteva andare molto peggio. Ecco, avete già fatto una stima di danni, soprattutto danni particolari, non solo materiali, perché la struttura sembra che sia inagibile, ma anche quello che era contenuto. Qui abbiamo un esempio. Sì, la struttura è inagibile, infatti adesso stiamo aspettando di
di puntellarla e di vedere come agire immediatamente. Quello che dispiace di più è questo. C'era il lavoro della mia famiglia, dei miei fratelli, che qua stiamo parlando di 300 euro di carne e ce n'erano una ventina appese e poi la tradizione veneta è andata distrutta, nel senso è brutto perché è il lavoro di una vita però, nel senso, quando ho visto i miei fratelli piangere stanotte, gli ho detto: ragazzi, bisogna farsi sulle maniche e ripartire più forti di prima. Ringrazio anche i tanti clienti che mi hanno già mandato dei messaggi di solidarietà e hanno detto: Joe, appena arrivi, perché io sono famoso a fare qualche sconto, no, al banco, non vogliamo più sconti e cerchiamo di aiutarti. Nel senso, è confermato dovrà essere intorno ai 200.000 euro, questo potrebbe essere... Sì, adesso aspettiamo di fare le valutazioni, però tra materiale sia alimentare che di servizio ai catering eccetera, siamo sui 100.000 euro e poi c'è tutta la struttura che è da rifare, però non ci spaventa, insomma andiamo avanti perché sono 50 anni che questo ristorante va alla grande e continuerà ad andare alla grande. Ecco direttore, se hai qualche domanda l'abbiamo qui presente, vediamo che ovviamente nel pieno dello spirito veneto si è invocato le maniche, è proprio l'esempio proprio del darsi da fare, se è una parola tu, noi abbiamo dato la nostra solidarietà, è ovvio che li siamo vicini proprio umanamente. Grazie. Vero? Devo dire Daniele, ricordiamo anche che la famiglia Gioformaggio è stata anche colpita dai ladri, no? Che erano entrati, per cui viviamo in un periodo in cui veramente bisogna uscire di casa la mattina sperando che non succeda niente di spiacevole. È stata anche quella, devo dire, per Gioformaggio, che è un uomo che punta sempre sulla sicurezza, sulla difesa, sull'incolumità delle comunità, una brutta esperienza, no? Infatti commentavamo prima, proprio visto che veniamo dopo dal fatto di cronaca che avete proprio accennato prima di noi, è lo sconcerto di vedere queste bande e questa situazione, per cui Gioformaggio era proprio sempre attivo e molto presente su questo, vero Gio? Sì, dispiace, diciamo direttore che non è un periodo fortunato questo, però andiamo avanti e bisogna metterci tutto noi stessi, perché sicurezza, le botteghe e il lavoro delle persone penso sia la cosa più importante, soprattutto in un territorio dove la gente lavora e quel poco che quando esce vuole sentirsi sicura, quindi sicurezza e lavoro. A me hanno toccato sulla sicurezza e hanno toccato anche sul lavoro, nel senso accidentalmente, però andiamo avanti e dai. Va bene, intanto noi seguiremo ovviamente la vicenda, in bocca al lupo e umanamente ne siamo vicini. Grazie a Rete Veneta. Saluti direttore. Ecco. Grazie per il momento direttore. Ecco. Grazie molte a Daniele Garbin e a Simone Squarcina per la parte tecnica e poi Gioformaggio lo avremo, tornerà presto in televisione a Focus, di cui è sempre stato una colonna. Vediamo ancora purtroppo un incendio questa notte a Volpago del Montello, in via Saccardo. Sono intervenuti anche qui i vigili del fuoco, si è incendiato il tetto di un residence, sul posto i distaccamenti di Montebelluna, Conegliano, Asolo e poi squadre della sede centrale di Treviso per un totale di 24 operatori con 7 automezzi. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici. Ancora per la cronaca nera, vandali in azione alla sala Lorenzo Lotto di Quinto di Treviso, distrutte le vetrate prese a sassate probabilmente da una banda di ragazzi protagonisti di altri atti vandalici in zona, perché abbiamo anche questo purtroppo, anche i vandalismi, ingenti danni che ammontano a circa 10.000 euro. Questa volta hanno fatto dei seri danni, penso che
A spanne saranno circa 10.000 euro di danni ed è l'ennesimo vandalismo qui su questa sala pubblica che è di proprietà di tutti. Hanno preso a sassate le vetrate antisfondamento della sala polifunzionale Lorenzo Lotto in piazza Indipendenza fino ad infrangerle. Amara sorpresa la mattina di Pasqua a Quinto di Treviso, dove i vandali hanno agito nottetempo nell'area sul retro dello stabile che si affaccia sulla Noalese. Hanno preso dei grossi sassi dall'aiola e li hanno scagliati con forza contro i vetri. L'impressione è quasi quella di una gara tra chi riuscisse a colpire con più forza, tanto da rompere il vetro. L'antisfondamento ha impedito che le vetrate andassero in 1000 pezzi, ma la forza è stata tale da devastarle. Non ho parole per commentare quanto fatto da queste bande di ragazzini poi che circolano di notte senza sapere cosa fare e si divertono a fare questo. Danni per tutta la comunità. Ed il danno è davvero ingente, 10.000 euro. Di questi tempi per i bilanci sempre più in difficoltà dei comuni non sono proprio briciole, anche perché è l'ennesima volta che la sala viene presa di mira da bande di ragazzini. Mesi fa, dopo aver forato il cappotto termico dell'edificio, i vandali hanno inserito dei petardi nei buchi cercando di appiccare un incendio. I bivacchi poi, con cumuli di rifiuti abbandonati a terra, sono all'ordine del giorno. È ora di dire basta, abbiamo qualche telecamera in zona, cercheremo di individuarli. È certo che poi pagheranno un po' per tutto quello che è stato fatto in questo periodo qua, sicuramente. Questo è quello che mi sento di dire, oltre al fatto che nel breve periodo andremo ad allarmata e già devo mettere delle telecamere qui di sorveglianza per impedire e cercare di avere una sicurezza su chi fa queste cose e cerca di scongiurare ancora altri episodi del genere. E purtroppo una tragedia, un ragazzo di Borgoricco, 21 anni, che è scivolato dalle rocce della Pria nell'Astico, inutili tentativi di salvargli la vita. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo per la precisione a San Michele delle Badesse, la frazione dove Alessio Nicolas Popa, questo il nome del giovane morto, viveva con la famiglia. Un giorno di Pasquetta come tanti, una gita fuori porta con un gruppo di amici. Aveva raggiunto il Vicentino, per la precisione Arsiero, la località Pria a cui tu facevi cenno. Probabilmente stava saltellando di roccia in roccia, passando di roccia in roccia, una cosa abbastanza comune per quel posto che è una sorta di canyon, gole naturali dove molti vanno soprattutto nel periodo estivo, quando probabilmente è scivolato, perché che cosa sia accaduto esattamente non l'hanno visto gli amici che erano con lui, hanno capito però che qualcosa era accaduto e hanno dato l'allarme. Le acque molto gelide del torrente Astico hanno impedito che Alessio Nicolas Popa potesse riuscire a nuotare per tirarsi fuori dall'acqua. I vigili del fuoco, arrivati con i sommozzatori da Vicenza, lo hanno addirittura individuato spostato rispetto al punto in cui era stato visto per l'ultima volta, di una 50 di metri. Lì si erano precipitati anche i familiari di Alessio Nicolas Popa, che in questo momento sono chiusi nel dolore. La comunità di Borgoricco e chi vive a San Giorgio delle Pertiche è vicino alla famiglia, con il sindaco che ha espresso davvero il dolore per la perdita di questo giovane. Ecco, noi allora vi lasciamo al servizio che abbiamo preparato con le maggiori informazioni nelle edizioni di questa sera. Da Borgoricco poi la linea può tornare allo studio. Aveva 21 anni Alessio Nicolas Popa, era felice ieri pomeriggio, stava passando con gli amici il giorno di Pasquetta nel parco della Pria, dove il torrente Astico crea piscine naturali. La tragedia si è consumata in pochissimi istanti, quando verso le 17:30, mentre passava da una roccia all'altra, Alessio Nicolas Popa è scivolato, battendo la testa. Caduto nelle acque gelide del torrente, il 21enne non è più riuscito a tornare a galla. Immediati sono scattati i soccorsi. Sono stati sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Vicenza a individuare il suo corpo a 6 metri di profondità, a una 50 di metri dal luogo dell'ultimo avvistamento. Recuperato e portato a riva, per il medico del 118 non c'è stata altra possibilità che constatarne la morte. Una tragedia che dalle acque del torrente Astico è subito arrivata a San Michele delle Badesse, frazione di Borgoricco, dove Alessio Nicolas Popa vive con la famiglia, precipitatasi ad
d'Arsiero per seguire le operazioni di soccorso, risultate purtroppo vane. A loro anche il cordoglio del sindaco Gianluca Pedron, colpito da una tragedia che lascia sgomenti, che a nome dell'intera cittadinanza porta le condoglianze, unendosi al dolore dei familiari. Sul posto della tragedia erano presenti anche i carabinieri, una località tristemente nota alla Pria, dove numerosi sono stati gli incidenti nelle giornate di festa. Lo scorso giugno le acque del Lastico erano costate la vita a un 28enne di origine polacca. Grazie molte a Chiara Gaiani e a Federico Cibotto. E adesso andiamo sempre in diretta a Mestre, dove c'è stata una violenta rissa davanti ad un bar di via Carducci. Una transessuale di 19 anni è stata picchiata selvaggiamente, aggredite anche delle altre ragazze da un gruppo di 30 energumeni. Andiamo in diretta da Edi Kaliman, a te Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Con Sandro Ponchio ci troviamo davanti all'Area City, una discoteca di Mestre, dove nella notte tra venerdì e sabato, per un concerto evento di una rapper italo-marocchina, si sono radunati tantissimi ragazzi, tra cui anche una giovane 19enne di origine trevigiana, Alexis, una giovane transessuale che è stata oggetto di scherno sin da quando è entrata nel locale, fino a ricevere non solo minacce ma anche aggressioni da parte di un gruppo di circa 10 ragazzi all'interno del locale, nell'area fumatori, che l'hanno spintonata, fatta cadere, presa per i capelli, e non solo. Dopo, una volta finito l'evento, in questo parcheggio dove ci troviamo, privo di telecamere di videosorveglianza, è stata prima derisa e poi le sue amiche che erano con lei picchiate da circa 30 ragazzi. Questo racconta la denuncia che ha fatto ai carabinieri. Ha filmato tutto con il suo cellulare perché consapevole del fatto che proprio in questo luogo non ci sono telecamere di videosorveglianza. Indagano infatti le forze dell'ordine per risalire agli autori dell'aggressione. Quello che è certo è che la ragazza ha riportato delle lesioni, dei lividi che non sono solamente fisici ma anche ovviamente emotivi, perché comunque è stata derisa per il suo non solo orientamento ma soprattutto per il suo aspetto fisico e il fatto di essere una giovane donna transessuale. Questo è quello che ha denunciato in un video anche dato ai carabinieri, raccontato quello che le è accaduto all'interno del locale. Pare, ovviamente dobbiamo sempre mettere il condizionale, nell'area fumatoria è stata anche tirata per i capelli e dei ragazzi le hanno rubato la sigaretta elettronica, poi una volta fuori rivolto degli insulti omofobi e sessisti. Questo è quello che abbiamo in mano anche noi fino ad ora, e se ci sono aggiornamenti ovviamente ti richiederemo la linea nel corso del telegiornale, altrimenti tutte le notizie nel TG di questa sera. A te, direttore. Grazie molte a Edi Kaliman e a Sandro Ponchio da Mestre. Ho detto prima via Carducci, non era via Carducci, è l'Area City, come ha giustamente precisato la nostra inviata. In Arcella andiamo a Padova. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, accaduto in pieno centro città. Era seduto sul marciapiede in Galleria San Carlo all'Arcella quando una pattuglia dei carabinieri lo ha notato. Quell'atteggiamento sospetto ha convinto i militari a fermarlo per un controllo. Durante l'identificazione l'uomo, un 39enne, è già noto alle forze dell'ordine, ha consegnato spontaneamente una busta con quasi 7 grammi di hashish, ma la perquisizione ha fatto emergere dell'altro. Nel portafoglio, ben nascoste, c'erano altre 5 dosi di cocaina, oltre a 3 grammi in totale. Tutto il materiale è stato sequestrato, l'uomo è stato arrestato in flagranza e trattenuto nella camera di sicurezza del comando provinciale di Padova, in attesa del processo per direttissima. In aula il giudice ha convalidato l'arresto. Per il 39enne è scattato il divieto di dimora in tutta la regione Veneto. Servizio di Francesco Rattai. Vediamo la pagina degli incidenti stradali. È una coppia di
trevigiani, marito e moglie che erano in vacanza in Liguria, si trovavano nei pressi di Sarzana, erano arrivati lì con il loro caravan su cui portavano come sempre una Vespa. Sulla Vespa stavano percorrendo una strada, purtroppo c'è stato uno schianto frontale e hanno entrambi perso la vita. È ancora tutta da ricostruire la dinamica che ha portato allo schianto letale di Ceggia, costato la vita a Domnica Daradish, 56 anni, residente a Chiarano, mentre il marito di 58 resta in condizioni gravissime. È il tardo pomeriggio nella frazione di Pradi Levada, la coppia, lui alla guida, lei lato passeggero, si trova a bordo di una Dacia Duster quando avviene la collisione con l'Audi condotta da un uomo veneziano 55enne. La Dacia finisce fuori strada, Domnica muore praticamente sul colpo, il marito appare in condizioni disperate, con l'elicottero viene portato all'ospedale di Mestre. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM 118 e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di San Donà che pongono sotto sequestro i mezzi. Un altro tragico incidente nel giorno di Pasquetta ha stroncato la vita di Diego Comacchio, 67 anni, di Castelfranco Veneto, assicuratore. L'uomo intorno alle 16:30 era a bordo della sua nuova moto lungo via San Lorenzo, una strada che collega Rossano Veneto a Cassola. Qui è stato travolto dall'auto guidata da una donna residente in zona, intenta a fare una svolta durante una manovra di parcheggio. Sembra non gli abbia dato la precedenza. Si procede per omicidio stradale. Il weekend era già iniziato sabato nel peggiore dei modi, tra Porte Grandi e Capossile, con un bus a TVO a bordo una cinquantina di persone entrato in collisione con l'auto di un 60enne di Favaro Veneto, Marco Ferretto, morto sul colpo. Anche su questo caso si stanno facendo tutte le verifiche. Servizio di Cristian Arboi, questi erano gli incidenti, uno accaduto tra Rossano e Cassola e l'altro a Ceggia. Adesso vediamo invece l'incidente di cui vi parlavo prima, cioè quello avvenuto in Liguria, vittime 2 coniugi trevigiani. Doveva essere una vacanza in sella alla loro moto, come erano soliti fare. Daniele Fraccone, 74 anni, e Cinzia Iadarola, 63, erano partiti alla volta della Liguria. Il pomeriggio di Pasqua si trovavano a Sarzana, in provincia di La Spezia. Stavano transitando lungo il viadotto sul fiume Magra, quando si è verificata la tragedia. Le cause di quanto successo ancora al vaglio della polizia stradale. Da una prima ricostruzione, la moto della coppia si è scontrata contro un'auto. L'impatto è stato violentissimo. Per Fraccone e la moglie non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 e della Croce Rossa di Amelia, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei coniugi. Il conducente della vettura, a causa dello shock, è stato colto da malore e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale. Nelle ultime ore la notizia della morte della coppia ha raggiunto Oderzo, dove Daniele Fraccone e Cinzia Iadarola vivevano e dove erano molto conosciuti. A ricordarli ora Pietro Dalla Libera, ex sindaco di Oderzo. Li ricordo come 2 bravissime persone, squisite, sempre gentili, una coppia affiatata, salutavano sempre gentilmente quando li incontravi, insomma, veramente mi dispiace tanto quello che è successo. Persone bravi nel loro lavoro, insomma, ecco, erano persone stimate, insomma, nella città di Oderzo. Cinzia Iadarola, psicologa, aveva lo studio in centro ad Oderzo. Daniele Fraccone, ortopedico, aveva lavorato all'ospedale di Oderzo dal 1992, quando era nato il reparto di ortopedia, al 2017, quando era andato in pensione. Aveva continuato a collaborare prima con il pronto soccorso ortopedico di Treviso, poi con quello di San Donà di Piave. Negli anni, nel nosocomio Pitergino, lo ricorda l'attuale primario del reparto, Stefano Schiavetti. È un professionista molto empatico con i pazienti, era molto legato al territorio. Come lo ricorda umanamente? Io lo ricordo come una persona barra professionista, sempre molto schietto, nel senso una persona che parlava in modo sempre molto diretto, non aveva, era comunque molto diretto nelle sue diagnosi, nei suoi rapporti, era molto empatico, sapeva sempre mettere a proprio agio i pazienti ed era molto legato comunque al gruppo, all'equipe.
Durante la guerra del Golfo aveva partecipato per un mese ad una missione della Croce Rossa in Medio Oriente. Era un grande appassionato di bricolage, con la moglie condivideva la passione per i viaggi, prima in camper, ora anche in moto. Lasciano 2 figli, una ragazza e un ragazzo, anche lui medico, alla CRO di Aviano. Servizio di Francesca Bozza, ancora vediamo incidenti, un furgone contro una bicicletta ed è morto un 80enne, è successo questa mattina alle 7 a Vigasio nel Veronese per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, vani tentativi di rianimare l'uomo da parte dei sanitari del SUEM 118. E un grave tamponamento nel tardo pomeriggio di Pasquetta Ponte della Priula. Lungo la Pontebana, 5 veicoli coinvolti, almeno una decina le persone rimaste ferite, tra cui 2 bambini, tutti fortunatamente in modo lieve, assistiti dai sanitari del SUEM arrivati con diversi mezzi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno liberato un automobilista rimasto bloccato nel mezzo. Traffico in tilt lungo la Pontebana, chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Abbiamo parlato di ladri, di vandali, non possiamo non parlare dei truffatori che sono sempre in azione. Anche nella Marca trevigiana si moltiplicano i casi, raggiri sempre più sofisticati che vedono tra le vittime prescelte proprio gli anziani. Dalla diffusione che abbiamo sul territorio possiamo dire che sicuramente è un modo per raggranellare soldi contanti facili che non sono tracciabili e che quindi possono andare a rimpinguare le casse di organizzazioni criminali. Sono il nuovo business della malavita, le truffe facili da architettare, difficili da intercettare, oramai quotidiani, i casi denunciati alle forze dell'ordine, dal finto carabiniere che chiede soldi ai gioielli per aiutare il familiare coinvolto in un incidente al messaggio della banca, ultima in ordine di tempo la mail con segnalazione di multa per transito in ZTL in un comune dove però non si è mai stati. Sempre più sofisticati i raggiri che spesso fanno leva sull'emotività della vittima di turno, solitamente anziani. Agire sulla prevenzione è dunque lo strumento migliore per contrastare il fenomeno. Le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia o altri enti non riscuotono a domicilio soldi o preziosi. In caso di chiamate sospette è sempre consigliabile chiamare il numero unico 112. Chiedere se effettivamente coloro che si sono rivolti per il pagamento in contanti o in preziosi sono coloro che dicono di essere, quindi carabinieri, polizia o altre forze dell'ordine, e in quel caso chiedere l'intervento per stroncare questo fenomeno che purtroppo sta colpendo non soltanto Casa di Torio ma l'intero territorio nazionale. Stanotte scade l'ultimatum posto dal presidente Donald Trump all'Iran. Il capo della Casa Bianca ha detto: accettate l'accordo oppure sarà l'inferno. Ha parlato anche stamattina di riportare Teheran all'età della pietra, cioè quindi distruzione totale, e quindi ne parleremo questa sera ovviamente a Focus. Intanto vediamo l'incubo dei prezzi con una Pasqua da record alle pompe di benzina nonostante i tagli alle accise da parte del governo. Le ombre del caro gasolio si allungano sui cieli a nord-est con i razionamenti che da semplici ipotesi diventano realtà. Ci sono infatti il Canova di Treviso e il Marco Polo di Venezia tra gli scali che nei prossimi giorni subiranno limitazioni al carburante, e questo almeno fino al 9 aprile. Gli altri aeroporti, tutti nel nord del paese, sono Milano Linate e Bologna. A confermarlo in una nota è RBP Italia, che fa parte del colosso britannico British Petroleum. Priorità sarà data ai voli ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a 3 ore. Per tutti gli altri ci sarà una distribuzione contingentata. Parole chiare con il gruppo Save che ha in gestione Treviso-Venezia, ma anche il Catullo di Verona, costretto nel pomeriggio a chiarire che l'operatività sarà garantita senza alcun allarmismo. Il problema è relativo a un solo fornitore, dicono da Save, sottolineando che nessuna limitazione è posta per i voli intercontinentali e per l'area Schengen, ma è chiaro che solo la punta dell'iceberg nelle ore in cui
cui si registrano nuovi record. Basta guardare alle pompe di benzina. In alcuni impianti si superano i 2,20 euro al litro per il diesel in modalità self, e questo sulla rete stradale ordinaria e con i tagli delle accise operativi e prorogati al 1 maggio per 0,25 centesimi, misura che da sola sembra non bastare. Servirebbe fare di più perché molte famiglie stanno soffrendo di questo. Incide sulla gita di Pasqua e Pasquetta, probabilmente la gente spenderà per Pasqua e Pasquetta, ma dopo avrà sicuramente guarderà le proprie tasche per risparmiare in altre cose, sostanzialmente nella spesa piuttosto che nel vestiario, in altre cose in sostanza, nelle ferie anche. Molto di più, anche perché gli stipendi non aumentano e quindi ce la giochiamo di giorno in giorno, diciamo. A parlare però sono anche i gestori di carburante, da loro un triplice appello all'esecutivo. Dire alla Guardia di Finanza che può starsene a casa, perché almeno parliamo delle zone che conosco io, quindi sicuramente il Veneto non c'è la speculazione di benzinai. Il secondo, quando fa un decreto, che non vada a mettere cose assurde dentro e irrealizzabili, con sanzioni che fra l'altro per le compagnie sono ridicole. Terzo, che tenga presente che i gestori sono comunque una componente importante del sistema e che devono essere aiutati. Più che a Roma guarda Bruxelles il mondo della manifattura e dell'impresa, così gli artigiani della CGA di Mestre. Servono misure temporanee a partire dalla sospensione del patto di stabilità, interventi strutturali all'altezza della crisi, come ad esempio l'introduzione di un nuovo Next Generation EU. Queste cerimonie sono importantissime perché sono il seme della memoria. Questo l'ha ricordato anche Monsignor Mortellini nella celebrazione della Santa Messa che è stata officiata. Americani in diretta, Lucio Zanato. Proprio nel Tempio della Chiesa Votiva, dove riposano ormai solamente i nomi dei 1600 morti proprio nel bombardamento del 7 aprile. Direi che forse mancano ancora un paio di minuti e quindi cerco di capire, non credo che sia tempo di ridare la linea allo studio, credo che sia più che altro proprio il tempo di incominciare a sentire insieme quello che è il momento proprio della celebrazione. Allora, io mi prendo un altro paio di minuti, vediamo se cerco di capire se siamo tutti pronti. Allora. Sì, ancora un paio di minuti mi dicono e poi comincerà ufficialmente la cerimonia. Abbiamo sentito anche la testimonianza diretta e devo dire che è sempre toccante sentire direttamente da chi ha vissuto questo momento, questi momenti a distanza di tutti questi anni. Vedo che la cerimonia dovrebbe incominciare tra un attimo. Vediamo se comincia la speaker. Dovrebbe cominciare, altrimenti se no sentiamo il sindaco, ma credo che mi prendo ancora un paio di secondi. Quanto manca ancora? 2-3 minuti. 2-3 minuti. Per avere, diciamo, il via. Ok, perfetto, 2-3 minuti e allora noi ne approfittiamo, il sindaco lo sentiremo alla fine. Un breve commento da Antonello Herria. Lei sono 30 anni che studia questo bombardamento del 7 aprile, la domanda è: perché è successo? Era stato già programmato un mese prima, il 6 marzo, e poi arrivò la contraerea pesante per difendere un qualcosa, 200 pezzi di artiglieria. È là il problema, è là che non si sa ufficialmente il perché. Quando sono arrivati gli aerei alleati avevano come obiettivo la stazione centrale e lo scalo Motta. Lo scalo Motta non è neanche stato toccato, la stazione centrale sì. E si sono sparpagliati gli aerei per colpa della contraerea. C'erano 19 postazioni di contraerea sparse tutto attorno a Treviso a 5 km, facevano l'ombrello, per cui hanno preso 80 aerei su 159, uno abbattuto, e gli obiettivi erano questi. Perfetto, mi pare di capire che cominciamo, sentiamo adesso insieme la cerimonia.
e colleghi consiglieri per partecipare a questa importante commemorazione della nostra città. Anche noi ragazze e ragazzi siamo chiamati a partecipare attivamente alla vita della comunità e delle istituzioni. Ed è anche nostra responsabilità custodire la memoria e le vicende del nostro territorio, che è patrimonio di tutti. Ringrazio pertanto l'amministrazione comunale per questo invito, che ci permette di essere qui con tutti voi a ricordare e per contribuire affinché queste ferite non si ripetano. Grazie a tutti per l'ascolto. Vado? In attesa dei rintocchi della campana della torre civica, ascoltiamo delle letture a cura di alcuni componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Treviso, tratte da Angeli in terra di Mario Cutuli e Il cielo è rosso di Giuseppe Berto, intervallate dall'esecuzione di brani musicali eseguiti da Archi Ribelli, un gruppo giovanile di archi dell'Associazione Francesco Manzato, e diretti da Deborah Giacomelli. Era ormai quasi primavera e i campi e l'aria germogliavano di nuova vita, ma quell'esplosione di colori e i primi tepori di inizio aprile contrastavano fortemente con quel panorama di morte, proprio di ogni guerra. Ci si preparava alla Pasqua, ma quella del 44 a Treviso non sarebbe stata mai più dimenticata. Mancavano appena 2 giorni alla solennità e anche se in tempo di guerra si avvertiva nell'aria un senso di festa, anche nel rispetto di quelle tradizioni popolari. Ma quel venerdì santo alla tragedia della guerra si aggiunse l'inferno di un bombardamento che sconvolse la città e uccise la Pasqua.
Avvicinandosi alla città, gli aerei si dispongono per il bombardamento. L'obiettivo è una stazione, un cavalcavia, un ponte, dei fasci di binari. Così dall'alto sembrano giocattoli per bambini. Quelle cose si devono colpire perché il nemico se ne serve per la sua guerra. Ma intorno e vicino ad esse ci sono delle altre cose ugualmente piccole come giocattoli per bambini. Sono le case della città, che sulle carte non sono segnate con i segni speciali che mettono in risalto l'obiettivo. Perciò si trascurano. È come se non ci fossero. E si trascura anche che dentro le case viva la gente, molta gente. Forse la piccola città ha più di 100.000 abitanti, ora che tanti profughi vi si sono rifugiati dalle città vicine. Più di 100.000 persone cadute nel terrore. Hanno visto le luci e sentito i motori e hanno capito. Ma gli altri, nel cielo, non pensano a ciò. Essi non sanno nulla della gente che si preparano a bombardare. Un male universale ha dato loro la possibilità di uccidere delle persone sconosciute, così simili a loro stessi. Un male tanto grande, per cui essi portano terrore, morte e distruzione, senza pensarci, con la coscienza di compiere un dovere. Le loro mani hanno un gesto semplice per muovere le leve. Gli sportelli sotto le carlinghe sono aperti e le bombe scivolano nell'aria. Con un così grande numero di bombe, con una così vasta zona bersagliata, l'obiettivo verrà certamente colpito. Ora essi sono sulla via del ritorno. Per molti chilometri scorgono all'indietro il chiarore della città che brucia. Grazie.
Visto immagini in diretta della cerimonia per il bombardamento di Treviso 82 anni fa e siamo ancora con aerei americani che questa volta volano sopra l'Iran, potrebbero lanciare tante bombe questa notte dopo l'ultimatum di Donald Trump, e bombardieri americani furono quelli 82 anni fa che distrussero la città di Treviso. Oggi le conseguenze potrebbero estendersi, le conseguenze di questo conflitto che hanno visto crescere in maniera vertiginosa i costi dei carburanti, estendersi anche al settore farmaceutico con carenze e aumenti di prezzo. A rischio anche le forniture di elio che serve per il funzionamento delle risonanze magnetiche. Vediamo e poi torneremo in Piazza dei Signori per i rintocchi. Vediamo. Se il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi per altri 2-3 mesi, a tanto ammontano le nostre scorte, le conseguenze della guerra potrebbero arrivare a farsi sentire anche su prezzi e approvvigionamento di farmaci. I principali fornitori per l'Italia sono India e Cina e la chiusura dello stretto di Hormuz comporta, come per tutte le altre merci, rotte molto più lunghe sulle quali incide poi il caro carburante. Ecco che il primo effetto potrebbe essere quello di un aumento del prezzo, soprattutto di alcuni medicinali. Potrà interessare anche i farmaci che l'aumento del petrolio. Voi sapete che la filiera del farmaco parte sia dalle materie prime ma parte anche dai contenitori, per cui utilizziamo la plastica, il vetro, tutto quello che ci va dietro. Il problema che può sorgere è più sui generici, che sono quelli che noi importiamo prevalentemente. Il costo dei generici può anche subire un lieve rialzo, però ritengo che per adesso dobbiamo stare tranquilli, penso, e non dico sicuri, però neanche con una grande allerta. Un problema di carenza di farmaci si era già verificato sia con il Covid sia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, con difficoltà nel reperire sia alcuni medicinali sia i materiali come l'alluminio per la realizzazione dei blister o del vetro farmaceutico per le fiale. Potremmo dire del paracetamolo che potremmo anche avere un momento di defiance, qualche antitumorale, però come mancano quelli dipende dall'importazione, dipende dalle materie prime, da dove arrivano e da dove arrivano i farmaci, perché noi abbiamo anche farmaci che arrivano da Israele, per cui abbiamo il problema, il conflitto anche lì, per cui ossia, in questo momento è un po' difficile. Se avessimo la produzione tutta in Italia o in Europa saremmo molto più tranquilli. La senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini ha presentato 2 interrogazioni al ministro della Salute Orazio Schillaci, sia per il rischio negli approvvigionamenti di farmaci, sia per le forniture di elio indispensabile per il funzionamento delle risonanze magnetiche. Noi sappiamo che non siamo autonomi anche da questo punto di vista, e se il conflitto dovesse durare, questo significa che saranno a rischio molti farmaci, dai salvavita agli antibiotici ai farmaci oncologici, e anche per quanto riguarda le risonanze magnetiche stesso problema per la carenza poi di elio. Quindi dobbiamo attuare immediatamente un piano di emergenza nazionale per far fronte a questa crisi che già oggi rischia purtroppo di essere davvero drammatica. Torniamo in diretta a Piazza dei Signori per i rintocchi che ricordano le vittime del bombardamento del 7 aprile del 44. In diretta c'è Lucio Zanato.
Dopo il 7 aprile la città esplose e intere famiglie si trovavano divise nel cercare un qualche riparo e molte poi faticarono a unirsi sotto il tetto della propria casa, poiché nel frattempo erano stati spazzati via la casa o qualche componente della famiglia. Esplosero i corpi insieme al porfido delle strade, alle aste dei cancelli e alle travi dei solai. La stazione ferroviaria fu praticamente distrutta. Molte chiese irrimediabilmente rovinate, capolavori d'arte persi per sempre. Le strade divennero ricettacolo delle case ridotte in macerie, di cadaveri e gente disperata e atterrita. Ci vollero giorni per ricomporre i corpi straziati. Quello che restava di donne, vecchi, giovani e di 123 bambini, i vivi in silenzio e quasi spenti, lo ricomposero in attesa del riconoscimento, mentre i familiari sciamavano nella speranza di ritrovare ancora, altrove, ancora in vita i propri cari. Andiamo in pubblicità, grazie intanto a Lucio Zanatto, ai nostri operatori Nicoletta Rizzetto e Simone Merlo. Oggi in regia ci sono Edoardo Paris e Alberto Pivetta. State con noi, torniamo tra pochissimo. Nuovo in diretta con Focus TG. Andiamo di nuovo, torniamo in Piazza dei Signori perché ci sono i rintocchi per il bombardamento del 1944, 7 aprile, vediamo. Attendiamo i rintocchi della torre civica.
E questi erano i rintocchi, andranno avanti per altri 6 minuti da Piazza dei Signori a Treviso per il bombardamento del 7 aprile di 82 anni fa. Passiamo alla cultura, avete visto tanti giovani musicisti, ci sarà il primo concerto di musica da camera a Conegliano, vediamo un video che, per introdurre questo vero e proprio festival. Allora, questo era, diciamo, un video che anticipava quello che sarà e quella la telecamera, quello che sarà il festival Rencontre Musicale a Conegliano, ed è un festival con grandi maestri, giovani talenti e un direttore artistico del valore di Paolo Tagliamento. Maestro. Buongiorno direttore. Buongiorno, bentornato a Focus TG. 29 anni, un orgoglio per il Veneto, un violinista noto in tutto il mondo e adesso anche artefice di un festival vero e proprio. Come è nata questa? Questo è l'indice di gradimento, faccio notare, che io non potrei suonare un violino. Certo, la ringrazio direttore, è sempre un piacere tornare qui da lei. Dunque, questo festival nasce dall'idea di portare al pubblico, di portare a tutti la bellezza della musica da camera, che è veramente una delle forme più alte di pensiero e di arte con le quali l'umanità si è espressa. Per chi non sapesse esattamente che cosa sia la musica da camera è quella musica che si fa con dei gruppi non molto grandi di musicisti, e che può essere un trio, un quartetto, un quintetto, proprio come sarà il festival, e che nasce nei salotti specialmente dell'Ottocento, soprattutto a Vienna, che è stata la capitale un po' della musica da camera. Questo festival è un festival particolare, non propone solo concerti, che naturalmente sono il frutto del lavoro dei musicisti, ma anche la possibilità per tutti, veramente per tutti, di partecipare ai lavori di preparazione. Che cosa vuol dire questo? Che sarà possibile accedere a delle prove aperte anche, a delle prove generali, nonché a dei seminari di strumento che verranno tenuti da importanti maestri, tra cui la mia maestra Anna Ciumachenko, una dei più grandi docenti di violino al mondo e anche dei più grandi violinisti. Che vediamo in questa immagine, no? Se non ricordo male. Sì, una persona veramente
bella e importante nel mondo della musica, molto importante, che verrà e sarà un po' la madrina di questo festival. Quindi in questa settimana, che sarà dal 28 di aprile al 3 di maggio, ci sarà la possibilità di entrare proprio nel cuore della musica da camera e di come questa si lavori insieme tra i musicisti e si interpreti. Questi concerti ed anche tutto il resto, le prove, i seminari sono aperti, sono rivolti specialmente al pubblico giovane e di musicisti, per cui alle scuole di musica e anche agli istituti a indirizzo musicale, per cui invito tutti i giovani che abbiano questo interesse ad avvicinarsi e ecco, a maestro, scoprire. dal 28 aprile al 3 maggio ricordiamo dove si svolge tutto questo? Tutto questo si svolge a Conegliano. Sì, per la precisione vedo una splendida, credo una... Sì, Conegliano è territorio, poiché il primo concerto sarà al Teatro Accademia, il secondo concerto all'Abbazia di Follina, splendida Abbazia di Follina, che tutti noi conosciamo, uno dei luoghi veramente più belli e dei più meravigliosi che abbiamo nel nostro territorio. Dopodiché l'ex convento di San Francesco, dove si svolgeranno le prove, i seminari, questo bellissimo ex convento di Conegliano nel pieno centro della città, e l'ultimo concerto sarà appunto nel convento, nell'ex convento, l'ultimo giorno, nonché anche saremo a Villa Gera, che è simbolo della città di Conegliano, una bellissima villa di inizio Ottocento con un salone affrescato bellissimo dal Demin, e che è stata una villa che ha ospitato anche, o che è stata simbolo ed è simbolo di un mecenatismo culturale anche proprio nel nostro territorio. Senta maestro, io non riesco a leggere tutto il suo curriculum perché ci metterei, però devo dire che a 29 anni ha già bruciato le tappe, insomma ricordo soltanto che lei si era diplomato a 15 anni con lode e menzione speciale al Conservatorio Verdi di Milano, e poi una carriera che l'ha portata e la sta portando in tutto il mondo. Questo è un violino veneziano? Questo è un violino veneziano, ho suonato fino a non molto tempo fa un violino sempre del Settecento di Pietro Giacomo Ruggeri, mentre questo ora è un violino veneziano del 1740 della famiglia dei Serafin, in particolare di Santo Serafino, il più grande rappresentante della famiglia, si chiama Lachmann, ha un nome storico questo violino, con una particolarità di questo fondo, magari si può farlo vedere, non lo so, certo, ma ad occhio di pernice. Bellissimo. È un bellissimo violino che è stato suonato in passato dal grande violinista italiano, uno dei più grandi violinisti italiani, Franco Gulli di Trieste, che ha insegnato molti anni in America, del quale quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita, e dedicheremo a lui un concerto questa domenica a Conegliano all'Auditorium Dina Orsi alle 18 per tutti coloro che volessero partecipare, con la bravissima e grandissima pianista Anna Barutti, veneziana. Se mi consente faccio due parole riguardo alla partecipazione ai concerti di questo festival. Dunque, il primo concerto al Teatro Accademia ha un biglietto il quale si può prenotare sul sito dell'Associazione Conegliano Classica, Rencontre Musicale, mentre gli altri due concerti sono ad entrata gratuita. Insomma, ci sarà anche una devoluzione dei biglietti del primo concerto per l'associazione per Emma Onlus, che si occupa di ricerca scientifica, quindi anche una causa molto importante. E niente, ringrazio naturalmente tutti
quelli che collaborano, perché tanti sponsor anche, sono no? tanti sponsor, magari la prossima volta, se ci sarà occasione, li citeremo tutti. Va bene. Maestro, ci fa ascoltare proprio per un saluto musicale, è possibile? Sì, visto che anche oggi è il 7 aprile, è una giornata di ricordo per noi trevigiani, triste, è una giornata, però vogliamo ricordare questa tragedia che è successa e vorrei ricordarla con un paio di note di Bach, proprio un paio. Accenno, Grazie maestro. Adesso cambiamo, vediamo, ecco, facciamo un'inquadratura completa. Grazie maestro. Grazie direttore, grazie. Complimenti. Grazie. Ricordiamo allora dal 28 aprile al 3 maggio a Conegliano il primo festival di musica da camera. Complimenti con Paolo Tagliamento, grazie. Grande violinista e anche direttore artistico. Grazie maestro. Direttore, grazie. A presto, alla prossima avremo occasione di parlarne ancora prima dell'inizio di questo festival. Pubblicità, a tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, parliamo spesso di sanità e purtroppo bisogna continuare a parlare della carenza di medici e soprattutto di medici di base, che è una professione indispensabile, ma che pare aver perso attrattività per i giovani laureati. Vediamo. In Italia mancano più di 5.700 medici di medicina generale, secondo un'analisi della Fondazione Gimbe. Ogni medico di base assiste mediamente 1.400 pazienti, con picchi anche di 1.800, ben oltre la soglia ottimale dei 1.200. In Veneto sono circa 700 i posti vacanti, legati anche ai mancati subentri dopo i pensionamenti. Con i pensionamenti abbiamo sicuramente una riduzione importante del numero di medici di medicina generale sul territorio. E anche l'ultimo concorso delle scuole di specialità, su 250 posti in medicina generale ne sono stati occupati poco più di 80, quindi è una carenza che purtroppo continuerà nel tempo. La Regione ha aumentato l'importo della borsa di specialità, quindi aumentando la borsa di studio che ricevono questi medici in formazione, equiparandola a quella degli specialisti che seguono il percorso universitario, però c'è sicuramente molto da fare. Molte le aree che si trovano senza la copertura del medico di famiglia, come vi abbiamo raccontato, anche in provincia, dalla Bassa all'Alta Padovana. I medici che sono sul territorio devono tornare a fare i medici, per il presidente dell'Ordine di Padova. Bisogna ridurre il carico di burocrazia, permettere ai medici sul territorio che hanno molti pazienti di seguire più la parte clinica e meno la parte dei certificati, dei documenti, delle impegnative, in modo da permettere a questi colleghi di fare effettivamente i medici e di non ridursi a burocrati, perché questo sicuramente allontana molto i giovani medici da questa professione. E parliamo molto spesso anche di nuove tecnologie, dei social, degli smartphone. Si è visto quanto possano incidere proprio sui comportamenti e sui disagi giovanili. C'è uno studio condotto dall'Università di Padova sull'uso consapevole per i ragazzi, ma ovviamente a vantaggio di genitori ed educatori. Sentiamo. Passiamo sempre più tempo davanti agli schermi, fino anche a 8 ore al giorno, molte delle quali dedicate a scorrere dei contenuti rapidi su piattaforme social quali TikTok o Instagram. Se da una parte pensiamo che si tratti soltanto di momenti di svago e di relax, in realtà gran parte della ricerca degli ultimi anni sta chiaramente dimostrando come questo tipo di comportamento può essere molto rischioso per il nostro funzionamento neurocognitivo ed emotivo.
Questo è particolarmente vero per i bambini e per gli adolescenti che hanno un sistema cognitivo in via di sviluppo. Smartphone e tablet sono strumenti presenti nelle vite di tutti i giorni, non solo degli adulti. Ad utilizzarli con capacità digitale ben sviluppata sono anche i bambini. Gli effetti però non sono sempre positivi, è quello che è emerso dagli studi condotti dal Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova. Molti studi stanno dimostrando come un eccessivo tempo di esposizione agli schermi, soprattutto sui social media, sia associato a una maggiore distraibilità, a una maggiore difficoltà a mantenere l'attenzione, a una difficoltà a utilizzare la memoria di lavoro, tutti aspetti che sono fondamentali non solo per l'apprendimento scolastico, ma anche per la vita di tutti i giorni. Soprattutto i più piccoli sono quelli più esposti. Alcuni studi suggeriscono come esporre i bambini nella fascia da 0 a 6 anni a schermi possa essere associato a un ritardo dello sviluppo del linguaggio o anche delle competenze motorie. Il gruppo di ricerca Neurodev, coordinato dal professori Giovanni Mento e Lisa Toffoli in collaborazione con il centro La Nostra Famiglia di Padova, ha promosso e realizzato Oltre lo schermo, educare al digitale, una guida che traduce le più recenti evidenze scientifiche sul rapporto tra sviluppo e uso dei dispositivi digitali in indicazioni chiare e accessibili a tutti. Il progetto Oltre lo schermo permette ai genitori di, da una parte, informarsi su quali sono i rischi reali che si corrono da un eccessivo uso del cellulare nei loro figli, dall'altra parte propone anche delle attività alternative e costruttive che permettono di rispondere e reagire in maniera positiva anche attraverso l'uso del cellulare a quelli che possono essere i rischi di un uso non controllato. Un vademecum distribuito gratuitamente, destinato a genitori ma anche educatori, insegnanti e caregiver per offrire strumenti concreti. Ad esempio, per i bambini dai 2 ai 5 anni sarebbe meglio scegliere applicazioni e programmi educativi di alta qualità e condividere l'esperienza, oltre a limitare l'esposizione ad 1 ora al giorno e sempre in compagnia dei genitori. Se inevitabile, proporre cartoni interattivi, stare insieme al bambino, commentare, interagire sui contenuti e prediligere attività di gioco e interazione. Non possiamo eliminare la tecnologia dalla nostra vita, ma possiamo fare in modo di non esserne dipendenti. Per dirlo in un altro modo, non possiamo controllare il vento, ma sicuramente possiamo orientare le nostre vele. Servizio di Valentina Visentin, parleremo anche di questo stasera a Focus. Ricordo che stanotte scade l'ultimatum di Donald Trump per il bombardamento in Iran. Gli ospiti di Focus questa sera dalle 21:20, Guido Bertolazzi, Anna Maria Bigon, Gian Antonio Darè, Marzio Favero, Leonardo Padrin e Pietrangelo Pettenò. È tutto, grazie molto ai nostri registi Edoardo Paris, Alberto Pivetta, ci vediamo stasera alle 21:20, buona giornata, arrivederci.